sono Marinella Camerani, sono la titolare dell'azienda agricola omonima, si chiama come me, gestisco a Podere Castagnè un agriturismo e qui gestisco un'azienda vinicola. Io sono Clara e mio marito Erminio, siamo i titolari di Malgazebari, Country House Malgazebari. Mi chiamo Danila Massalongo, sono la titolare del Remilla in San Bortolo, in provincia di Verona. Io sono Micaela, lui è Alberto, siamo i titolari della Corte Marani. Sono Grigoli Dario e il proprietario di questa area picnic, Parco al Corno. È un progetto che ho in mente da tanto tempo. Sono titolare legale rappresentante dell'azienda agricola Marconi Paolo e Alberto. Questo è un prototipo che stiamo costruendo assieme all'ingegnere Fabio Pesentini di Treviso. Sono Anita Benedetti del panificio Benedetti situato a Ronconi, Sant'Anna d'Al Faedo. Io sono Daniele Massella, presidente dell'Associazione Tutela della Lessinia, soggetto capofila dell'ATS Alti Pascoli della Lessinia. Anni fa abbiamo aperto un agriturismo a gestione familiare. In questi anni abbiamo incrementato l'azienda agricola e l'agriturismo. Anapia Veneto è un ente che si occupa da molti anni di formazione, è un ente nazionale che ha una sua sede operativa anche in Veneto e in questa regione si occupa prevalentemente di formazione rivolta agli operatori del settore agricolo e agroalimentare. Questo è un panificio tradizionale del paese e noi produciamo pane da 3 generazioni. Maria Luisa Guadin, sindaco del comune di Cazzano di Tramigna, sono sindaco da 3 anni. Sono Sandro Tasoniero e rappresento l'azienda agricola Sandro De Bruno e siamo nel comune di Montichieri Crosari in Val d'Alpone in provincia di Verona. Attraverso le risorse date appunto dal progetto patrimonio del Galbaldo Lessinia abbiamo potuto appunto finanziare questo tipo di scoperte, questo tipo di ricerche, soprattutto attraverso la realizzazione di mappe che possono ben puntualizzare dove sono questi siti in modo tale che possano essere utilizzati sia per studi futuri ma anche per i turisti che vogliono viaggiare nell'area. Io sono Danese Davide, presidente dell'Associazione Cerasicoltori del Comune di Montechia. Qui ci troviamo nella sede dell'associazione dove si possono vedere dietro di me le linee calibratrici che servono per calibrare il prodotto. Sono assieme a Emanuele, consulente del ristorante Alderlo di Anna Anselmi, che ha usufruito della 642, la misura emanata dal Galbaldo Lessinia.